L'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Vullo, comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del comune l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi sotto forma di voucher per i disabili minori gravi per portare a compimento i progetti individuali, assistenziali, sociali e riabilitativi. L'avviso, continua l'assessore, attraverso il distretto sociosanitario potrà offrire dei servizi socioassistenziali e sociosanitari per i minori gravi che daranno sollievo alle famiglie e hanno lo scopo di migliorare lo standard di vita con dei progetti individuali per i soggetti presi in carico. Gli interventi finanziari riguardano al disabile minore nella sua globalità, prevedendo 4 ambiti di intervento: quello sanitario, integrazione scolastica, integrazione socio-economica e lavorativa, inserimento ed integrazione sociale. Per fare un esempio pregnante, nel piano personalizzato è previsto il trasporto per la frequenza scolastica o ai centri di riabilitazione. Questi piani hanno lo scopo di indirizzare le azioni di sostegno ai veri bisogni del disabile. Dopo la presentazione della domanda si passerà quindi alla redazione di un patto di servizio e contestuale comunicazione e invio all'unità multidimensionale di valutazione per erogare il piano personalizzato con forme di assistenza diretta e indiretta per il disabile minore grave. Nella valutazione del progetto personalizzato del disabile minore grave avranno un ruolo fondamentale gli uffici dei servizi sociali del comune. Le domande, afferma l'assessore Vullo, scadono il giorno 9 dicembre e devono essere corredati dalla fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario, dalla copia dell'attestazione della 104/92 articolo 3, la presentazione dell'ISEE 2021 con i redditi riferiti al 2020. Questo avviso, conclude l'assessore Marco Vullo, è uno strumento importantissimo per garantire servizi socioassistenziali, sanitari e sociali concreti ai tanti disabili minori che necessitano una cura, un'assistenza ai progetti globali per poter recuperare quantomeno i bisogni primari. Un percorso deve essere sostenuto con forza dalle istituzioni locali per i disabili e le loro famiglie. In questo percorso l'assessorato ai servizi sociali del comune si batterà con tutte le forze per non deludere una platea che merita attenzioni tutto l'anno.